Valorizzare il territorio, far conoscere il Veneto in tutte le sue peculiarità, fare crescere il sistema delle professionalità e delle maestranze. In sintesi, veicolare il vero Veneto nei film, nelle fiction, nei documentari, al di là degli stereotipi del passato. Perché il Veneto, che nella filmografia è rimasto ancorato ai vizi ritratti da Pietro Germi in Signore e Signori, è una regione aperta, positiva, dedita al lavoro e alla solidarietà. Parola di Cristiano Corazzari, l'assessore regionale alla cultura, artefice della nascita di Veneto Film Commission, da oggi operativa e con una propria personalità giuridica. Sicuramente la Regione Veneto vuole investire nel mondo del cinema, delle fiction, delle produzioni, perché sappiamo che investire in questa direzione significa far crescere tutto il nostro sistema economico. È un'industria molto importante, sia da un punto di vista della nascita delle professionalità, del lavoro, ma anche per la promozione del nostro territorio, delle eccellenze che abbiamo nella nostra regione, che sono da scoprire in tutto il mondo. La Film Commission sarà fondamentale perché avrà un ruolo per attrarre produzioni internazionali in Veneto, per far conoscere i palcoscenici naturali che sono vanto del Veneto nel mondo, ma che ancora oggi non sono trasmesse e comunicate. Con un occhio di riguardo alle professionalità, agli attori veneti, a chi lavora nel mondo del cinema, che in Veneto deve trovare ulteriore occasione di crescita. Fare sistema, fare rete sono le parole d'ordine di Fondazione Veneto Film Commission. Valorizzare le risorse locali, qui parliamo anche di formazione di attori, di registi, insomma, quindi con dei corsi professionali ad hoc e oltre ad aiutare le imprese locali, portare dall'estero le grandi produzioni. Perché all'estero che il nuovo board di Fondazione Veneto Film Commission guarda con attenzione, da Cannes a Berlino, passando per la Mostra del Cinema di Venezia e prima ancora all'Anica a Roma, per costruire una rete di rapporti che saranno volano importante per il rilancio della cultura tout court. Oltre al presidente Luigi Bacialli, in consiglio d'amministrazione siedono il consulente editoriale Giacomo Brunoro, Cecilia Valmarana di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e Giulia Lavarone, ricercatrice all'Università di Padova. A sostegno delle produzioni cinematografiche la Regione ha destinato 5 milioni di fondi comunitari. Approvato anche il primo bando che mette a disposizione 1.350.000 euro per sostenere fiction e animazione, 150.000 euro per la produzione di documentari e cortometraggi.